l'8º capitolo che parla delle imprese e le politiche del lavoro. Un elenco di fattori che credi siano utili per una ripresa produttiva. L'incentivazione, quindi appunto ne hai parlato, che lo Stato deleghi ai privati alcuni servizi, poi gruppi di studio che analizzino settori da diciamo sviluppare, quindi vedere cosa nel mercato manca, oppure cosa in Italia viene comprato dall'estero e poter eventualmente produrlo qui. Poi un altro elemento è il costo del lavoro. L'Italia ha il costo del lavoro più alto d'Europa. E poi chiarezza dei testi legislativi, la chiarezza espositiva delle leggi appunto può sicuramente aiutare, perché le regole, se sono ben chiare, sono quindi comprensibili, probabilmente sono più seguite da chi si occupa appunto di impresa. Ancora una volta una provocazione. Forse qualcuno mi dirà, ma questo già si fa. Non ne ho avuto la percezione. Esiste un Ministero del Lavoro, no? Lo sappiamo. Mi pare che la Fornero è stata la persona più famosa in questi ultimi tempi. Propongono riforme del lavoro, ma che hanno riformato il rapporto tra datore di lavoro e dipendente. È così o no? Mi pare che questo era il contenuto della legge Fornero. Articolo 18 e così via. Dopodiché buio pesto, cioè non è successo più niente, né in un senso né in un altro. Ma un Ministero del Lavoro non dovrebbe occuparsi di capire perché non c'è lavoro in Italia, non dovrebbe occuparsi di studiare con i tecnici, con le persone capaci di riflettere, i rappresentanti dei vari settori, se un settore piuttosto che un altro potrebbe svilupparsi meglio. La fiscalità e i rapporti sono un capitolo importante, no? Il cuneo fiscale eccetera, è connesso però con tanti altri aspetti, l'abbiamo già detto, ma c'è qualcosa che nessuno fa, è dire, in Italia che cosa sappiamo fare? Perché non creare il modo di sviluppare quell'imprenditorialità? Non trascurando l'altro ovviamente, no? Perché un popolo non può dedicarsi solo a produrre grano e poi non ha l'olio per condirlo, ma certamente non c'è questa tensione da parte dei nostri governanti di studiare i problemi e studiare anche le possibili soluzioni. Questo è quello che noi vorremmo invece fare.